Martedì 27 novembre 2018 al MAC di Milano è in corso l'inaugurazione della mostra personale del maestro Giovanni Maranghi, che vedete inquadrato al mio fianco, dal titolo Ama solo me. La mostra ospitata in questo straordinario Tempio dell'Arte, è un luogo come vedete frequentatissimo dagli intellettuali milanesi, e per Giovanni Maranghi credo oggi sia un giorno veramente felice, perché approda in una delle città più importanti d'Europa con un'arte che è stata definita molto più rivolta all'Europa che al Mediterraneo dell'Italia. Senza rinnegare le radici, possiamo dire che Giovanni, e la sua carriera lo testimonia, ha sempre guardato verso il nord dell'Europa, verso il nord anche di altri continenti. Ha esposto negli Stati Uniti più volte nel corso degli anni, ma anche in Europa, nelle grandi nazioni, in Germania, in Inghilterra, in Francia, e oggi appunto Milano rende omaggio a uno dei più importanti artisti italiani. Noi ovviamente lo abbiamo seguito, come facciamo con i più importanti artisti della nostra regione, e siamo contenti oggi di poter testimoniare questo ennesimo grande successo di Giovanni Maranghi. Lo abbiamo fatto anche in altri contesti, in altre mostre, però penso oggi, per la qualità del pubblico, per la imponenza delle opere che tu hai preparato per questa mostra, per le presenze importanti, Alain Bonnefoy, ci sono tantissime persone oggi. Sarebbe Paolo Staccioli, Donato Caro, degli artisti amici che mi hanno onorato. Io sono a dir poco felice di vederli, è una compagnia favolosa quella che si è creata questa sera, quindi sono molto felice. Sono contento innanzitutto del fatto di essere qua, perché ritrovo amici, ritrovo clienti che col tempo sono diventati ottimi amici, che ho avuto a Milano negli anni scorsi. Erano 10 anni che io non esponevo a Milano, e quindi devo prima di tutto ringraziare Gianni Maimeri e Silvia Basta, la moglie Silvia Basta, che attraverso la loro fondazione è stato possibile esporre qua. Angelo Crespi, che ha curato e ha scritto di me. Un testo bellissimo, lo possiamo dire? Sì, molto per me, approfondito, molto per me dettagliato. Sicuramente la Casa d'Arte San Lorenzo, che mi ha aiutato nella logistica, nella curatela, in tutto quello che c'è stato bisogno per approntare una mostra di questo genere. Cosa troveranno i nostri telespettatori che decideranno magari di venire il prossimo fine settimana a Milano a visitare la mostra di inedito? Allora, di inedito troveranno prima di tutto una quadreria che fa da benvenuto a chi entra. Sono circa 67 quadri piccoli, a partire da delle misure quasi simili a dei francobolli, per arrivare al più grande, che è un 70x80, 67 pezzi, dicevo, che racchiudono un po' quella che è la mia storia, perché ci sono delle immagini antiche, delle cose più recenti e così. Si entra nella sala più grande, un salone che misura 20 metri per 22 all'incirca, dove abbiamo una ventina di opere. Si va dalle resine agli incausti, ai crystal, alle resine morbide, quindi ci sono dei tappeti, quindi delle opere calpestabili. E per chiudere in una specie di nicchia, nell'antro, qualcuno ha detto l'antro della strega, o l'antro delle fiabe, delle fate, quel che si voglia, dove c'è una poltrona che io ho costruito, e abbiamo creato un set fotografico dove i nostri ospiti possono sedere, e ora c'è una fila interminabile, farsi fotografare. Alcune delle nostre amiche si sono messe in atteggiamento simile a quello delle donne che io ritraggo, e questo mi ha fatto molto piacere. La mostra, ti precedo visto che magari me lo chiederai, la mostra dura fino alla domenica prossima, quindi sono soltanto 5-6 giorni, non di più. Apre la mattina alle 10 e chiude la sera alle 18. Non poteva mancare a questo imperdibile evento Alain Bonnefoy, il grande maestro francese, partito questa mattina alle 6 da Parigi per raggiungere l'amico Giovanni Maranghi a Milano. E proprio per me era molto importante. Quando lui mi aveva parlato di queste cose, avevo visto anche diversi progetti di certe cose che diceva, ma qui
è un incanto per me, è di una bellezza, è ricca, è inventiva, veramente. Tanta fantasia poi. La cosa che è bella è che questo grafismo che è molto vivo, che è inventivo e questi colori. Io vorrei Alain che tu da addetto ai lavori spendessi 2 parole anche per questo meraviglioso spazio espositivo. È una cosa, è bellissimo, anche dall'ingresso e la poesia del figlio che è qui. Possiamo dire bravo Giovanni. Tanti bravo e auguri. Chi verrà a visitare la mostra oppure su internet troverà tutte le notizie sulla straordinaria carriera di Giovanni Maranghi. Se oggi è qua lo si deve al suo straordinario talento di artista, ma anche perché nel corso del suo percorso artistico ha incontrato Roberto Milani della San Lorenzo Arte, che i nostri telespettatori ovviamente conoscono bene perché da tanti anni seguiamo la sua attività. E una mostra così importante aveva bisogno di una persona che curasse questo evento e tu da milanese hai detto vabbè, ritorno a casa portandomi dietro un gioiello prezioso, l'arte di Giovanni Maranghi. Hai colto perfettamente nel segno. Giovanni Maranghi è un grande artista e sottolineo un artista di caratura e di confronto internazionale. Un artista che, come dicevi tu, rammentavi tu, può competere con i grandi nomi del mercato, quello più alto a livello artistico, e ovviamente per me aver avuto l'opportunità di portarlo a Milano all'interno del MAC, di questa grande istituzione molto sentita dai milanesi, quelli che contano, dagli uomini di cultura agli uomini di politica, di costume. Quando i vostri destini artistici si sono incrociati, cosa ti ha colpito d'emblée di primo impatto dell'arte di Giovanni? Guarda, devo dirti Perché la persona che è un grande professionista, un grande lavoratore, un caparbio anche perché studia i progetti, si impegna, li segue nei minimi dettagli, anche con pignoleria, ma poi i risultati si vedono perché le mostre di Giovanni sono sempre impeccabilmente organizzate. Ma guarda, ti devo dire sinceramente che la prima volta che ho visto delle cose di Giovanni Maranghi le ho viste sulla carta stampata. L'amico comune Filippo Lotti mi portò un catalogo e guardando le riproduzioni su questo catalogo non fui così colpito, non rimasi convinto di quello che vedevo. Poi ho avuto la fortuna di andare nel suo studio e lì è nata la scintilla. Ho scoperto l'universo Maranghi, perché di fatto si tratta di universo, perché è un artista poliedrico, capace di lavorare con le tecniche più povere, dall'incisione al disegno, alla grafite, al pastello, fino ad arrivare a questa grande ricerca utilizzando anche materiali che non nascono per essere usati in belle arti come materiali industriali, ma che lui trasforma tutto ciò grazie alla sua maestria in grandi opere d'arte. Un altro grande artista, lo scultore Paolo Staccioli, presente oggi al vernissage, testimoniando una stima nei confronti di Giovanni che aveva già ribadito davanti alle nostre telecamere in occasione di una strepitosa mostra di Giovanni al Golden View al Palazzo a Ponte Vecchio a Firenze. Tu pubblicamente dicesti è uno degli artisti che stimo maggiormente. Ma questo è vero, ci si conosce ora da un po' di tempo, abbiamo fatto anche qualche mostra insieme, è potente, ha una grande tecnica, è veramente segno. È innovativo, è nel pieno, quindi gli auguro ancora di andare più forte. Presente al vernissage anche il famoso fotografo Donato Carone, un'amicizia nata negli anni dell'adolescenza con Giovanni Maranghi, quando entrambi prendevano il treno da Signa per arrivare a Firenze, Giovanni al liceo artistico, Donato all'Accademia. Uno è diventato un grande pittore, l'altro un grande fotografo. L'avreste detto? Ti ringrazio, ma diciamo che Giovanni aveva già le caratteristiche per diventare un artista davvero importante e quindi in poche parole io intuivo che aveva delle qualità che andavano oltre, sia umane che artistiche, oltre quello che erano le qualità dei ragazzi di allora che ci frequentavamo allora. Ecco. Ha concluso da pochi minuti la presentazione al pubblico della mostra il curatore Angelo Crespi, che ha scritto anche un testo introduttivo al catalogo che i visitatori troveranno in distribuzione al MAC, un testo
servizio che ha sintetizzato nel non tantissimo tempo a disposizione, perché la serata era molto ricca di presenze, di personaggi, di contributi, con un epilogo musicale interessantissimo e coinvolgente, come sentirete da pochi minuti dalla voce di Maimeri, un artista, una musicista chiamata perché la sua interpretazione moderna, contemporanea, ma con una radice nella classicità, rispecchia molto l'arte di Giovanni Maranghi. Sei d'accordo su questa interpretazione di Giorgio Maimeri? Assolutamente, è una mostra di cui sono felice perché rappresenta forse il meglio della produzione degli ultimi anni di Giovanni Maranghi, che è un pittore toscano ma con un tratto internazionale, quindi ovviamente il suo lavoro, la sua opera trova forza nell'essenza della grande pittura della Toscana, del Rinascimento, ma poi tu hai fatto riferimento anche alla metafisica di Giotto. Sì, sì, è assolutamente poi un pittore contemporaneo. La cosa che a me premeva sottolineare nella parte del testo e anche nell'allestimento della mostra è che alla fine Maranghi, che è sempre stato salutato come un grande disegnatore e a prima vista diciamo, l'elemento essenziale dei suoi quadri è il disegno di queste donne bellissime, queste donne prosperose, in pose ammiccanti che ci guardano, ma alla fine io ho voluto sottolineare la parte astratta, perché guardando bene e sottraendo al quadro il disegno, che già un precedente critico lo aveva definito come un rumore di fondo, c'è una sorta di ossessione di Maranghi di riempire tutti i vuoti, cioè di dare un testo e anche un sottotesto molto forte. Alla fine però la parte che mi è piaciuta di più è quella del colore, come se Maranghi, appunto deprivando il quadro di tutti i disegni, sia eminentemente un pittore astratto che ci inganna col disegno ma alla fine ci commuove e ci seduce col colore. Concludiamo il servizio dal MAC con Gianni Maimeri, presidente dell'omonima fondazione, che vorrei invitasse i nostri telespettatori a venire a cogliere questa imperdibile occasione. La mostra non è di lunghissima durata, però c'è il prossimo fine settimana disponibile per venire a vedere gli straordinari quadri di Giovanni Maranghi. Sì, la mostra rimarrà per qualche giorno, noi facciamo degli eventi molto concentrati e devo dire che è una mostra molto bella e, come ho avuto modo di dire nella presentazione, all'insegna del talento. La capacità di Giovanni è quella di saper declinare il proprio talento con mezzi espressivi molto particolari, direi forse unici. Forse dovrebbe brevettare qualcuno delle sue tecniche pittoriche, bravissimo. Vorrei che tu lanciassi la chiusura di questo servizio presentando questa straordinaria violinista che si è esibita fino a pochi secondi fa. Con un frammento della sua esibizione concluderemo questo bellissimo servizio da Milano. Sì, noi abbiniamo sempre la partecipazione di musicisti, performer nei nostri progetti. In questo caso abbiamo pensato che una violinista come Elsa Martignoni, che coniuga la tradizione di uno strumento come il violino all'utilizzo elettronico in modo performativo, sia veramente coerente con le opere di Giovanni Maranghi. Quindi Elsa Martignoni e Giovanni Maranghi sono un piacere per gli occhi e per le orecchie.